grazie. Facciamo un bel applauso per le candidate al titolo di Miss Le Corti Venete. Grazie per esserci venuti a trovare questo pomeriggio. Ormai è una tradizione che in questo centro commerciale si vada ad eleggere la sua Miss, e tra l'altro stavamo chiacchierando prima con il direttore, in questi anni abbiamo avuto delle belle soddisfazioni perché le ragazze che hanno vinto questo titolo sono arrivate davvero sempre molto in alto, ma oggi si è voluto fare qualcosa in più. Non ha vinto il titolo qui perché arriva da una regione molto vicina, però è con noi la vincitrice del titolo di Miss Italia 2017, è con noi Alice Rachele Arlando. Prego Alice, eccola qui, bellissima, ovviamente è Miss Italia, dicevo da una regione vicino, visto che arriva da Trentino Alto Adige, precisamente dalla frazione di Arlando. Porta il tuo stesso nome. Esatto, porta il tuo stesso cognome, infatti questa cosa ha fatto molto ridere. Comunque buon pomeriggio a tutti perché non avevo salutato. Ho fatto molto ridere anche perché fate l'applauso. Alice, grazie innanzitutto per essere venuta a trovarci oggi, reduce e pronta per tantissime avventure in questi giorni. Miss Italia ti sta portando ovunque. Miss Italia mi ha portato veramente ovunque, mi ha portato addirittura all'estero, in Cina, da dove sono appena tornata, e avrò un mese di giugno abbastanza impegnativo, come d'altronde sono stati tutti i miei mesi da settembre a oggi, però è un'esperienza meravigliosa che spero porti fortuna a tante ragazze che anche oggi sono qua. Bene, senti, noi magari ci vediamo dopo per fare una piccola chiacchierata insieme a te per conoscerti meglio. Intanto ti inviterei a avvicinarti ai nostri amici giurati, e quindi in posizione d'onore per Miss Italia 2017 con noi ospite, prego. Vai, fai la passerella anche tu, fai la passerella anche tu. Grazie, perché è una bellissima sorpresa, poi lo sapremo, è riuscita a ritagliarsi uno spazio fra i tanti impegni oggi, proprio impegni dell'ultima ora che le sono capitati ieri, ma cose importanti. Miss Italia è questo, lei più tardi ci dovrà lasciare una certa ora perché la aspettano a Desenzano in un torneo di golf internazionale molto importante, dove c'è una serie di servizi per la RAI e per Sky che dovrà effettuare. Però è una professionista e ha deciso comunque di ritagliarsi uno spazio per venirci a trovare, e di questo siamo veramente molto felici, anche perché non è che ha fatto 15 giorni di vacanza, no, è stata per lunghi giorni in giro per l'Italia e non solo, e oggi qui, grazie davvero. Bene, e adesso abbiamo conosciuto Miss Italia in carica, adesso andiamo a vedere se magari tra le ragazze che sono qui oggi ci potrebbe essere Miss Italia 2018, e perché no? In fondo, per diventare Miss Italia da 79 anni il percorso è sempre questo: fare una selezione come quella di oggi, vincerla, andare alle finali regionali, vincere le finali regionali, arrivare alle prefinali nazionali, e poi davvero un sogno potrebbe compiersi. Abbiamo una giuria che andrà ad individuare le 5 vincitrici, ricordiamo che le prime 3 classificate accederanno alle finali regionali. Le ragazze le vedremo prima con il loro abito, poi con il podio ufficiale del concorso. Io inizierei, sono pronte, sono bellissime, le abbiamo viste la loro sigla, mi metto in questo angolino, così non vado a entrare in tutte le foto, riprese video, perché da 79 anni a questa parte le grandi protagoniste di Miss Italia sono sempre e solo loro, le nostre concorrenti. E iniziamo dalla concorrente numero 1, prego. Marianna, concorrente numero 1. Ed è prontissima Lisa, concorrente numero 2. Lisa ha 19 anni e fa hostess e receptionist in hotel.
Samantha, concorrente numero 3. Samantha 19 anni e fa l'impiegata. Valentina, numero 4. Studentessa in scienze motorie e fa anche la bagnina, quindi un periodo di grande lavoro per lei, di studio ovviamente, ma anche di lavoro. Andiamo con Nicole, concorrente numero 5. 20 anni, diplomata in grafica pubblicitaria. E quindi abbiamo Federica, concorrente numero 6, 20 anni, studentessa in scienze dell'educazione. Un'emozione più per loro perché sfilano di fronte a Miss Italia e l'augurio è quello che magari qualcuna di loro la possa trovare molto presto, perché ovviamente Miss Italia sarà ospite alle finali di Miss Italia, alle finali del suo concorso, e quindi chissà che qualcuno di loro non possa sfilare a te davanti a te anche in quell'occasione. Ma andiamo con la prossima, la numero 7, Stefania, 19 anni, studentessa in ragioneria, la concorrente numero 7. Numero 7, Stefania. Andiamo con la prossima, la concorrente numero 8, lei è Giada. 18 anni. Studentessa in scienze applicate e insegnante di nuoto. E quindi andiamo
bellissima anche la 10, lei è Giulia Radmila, 26 anni. Imprenditrice nel settore del benessere. Ed è pronta anche Michela, concorrente numero 11, 23 anni, studentessa in lingua, la concorrente numero 11, Michela. È prontissima anche Laura, concorrente numero 12, 21 anni. Studentessa in odontoiatria. Le nostre ragazze sono ridenti, spigliate. Queste sono le belle ragazze di Miss Italia, lo diciamo sempre. Belle poi, per diventare Miss Italia bisogna avere quel qualcosa in più, perché non basta solo la bellezza. Numero 12, andiamo con la prossima, prontissima, anche la numero 13, lei è Silvia, 24 anni, lei fa già l'attrice. A Miss Italia partecipano ragazze che magari vogliono provare un'esperienza diversa, magari un giorno raccontare ai loro figli, ai loro nipoti, sai, anch'io ho partecipato come tantissime dive del cinema dello spettacolo a Miss Italia. Altre invece fanno già le modelli, in questo caso fanno già le attrici e partecipano a Miss Italia, e soprattutto Miss Italia dà una visibilità davvero importante che può in qualche modo incrementare quello che è il lavoro di queste ragazze, e questo è un segnale ancora più bello, ancora più positivo. La nostra numero 13, Silvia. Ed è prontissima anche Francesca che concorre con il numero 14, 25 anni, albergatrice, concorrente numero 14. Della volta di Cristina, concorrente numero 15, 19 anni, parrucchiera, la concorrente numero 15. Ed è la volta di Anna, concorrente numero 16, 22 anni impiegata. Anna, concorrente numero 16.
17, lei è Serena. 25 anni, laureata in economia. Serena, concorrente numero 17. Adesso passiamo alla musica, perché la musica deve essere l'applauso che fate voi alle nostre ragazze, perché bravi, comunque abbiamo detto, una di loro hanno già esperienze passerella, ma hanno fatto già altre serate, questo sicuramente serve ad affrontare meglio un palco e un pubblico come voi. Altre invece lo fanno per la prima volta e comunque riescono ad esprimersi davvero in maniera egregia. Bene, io a questo punto vorrei fare dei ringraziamenti. Innanzitutto lo dico adesso perché mi interessava comunque far sfilare il primo gruppo di ragazze, perché comunque l'impatto per loro è sempre importante, lo dico sempre, massimo rispetto per le ragazze e dare la possibilità loro di potersi esprimere al meglio. Ma adesso io voglio portarvi, e quindi chiedo un applauso di saluti da parte di Patrizia Minigliani, il nostro patrono, che con tanto applauso a Patrizia, che con tanto affetto e passione segue queste ragazze ed è sempre molto disponibile con voi, questo mi fa molto piacere. Poi vorrei ricordarvi i nostri giurati e così poi vi ricorderò anche alcune aziende partner di Miss Italia. Allora, iniziamo con Simone Grisi, che è il direttore del Centro Incontri Veneti, grazie a lei. Poi abbiamo Claudio Prando, che è il presidente provinciale della FIGC, quindi grazie anche a lei. Abbiamo Gianni Sperotto, titolare di Burger King, insieme a Massimo Amadasi, che è il responsabile dell'Agenzia delle Manutenzioni. Poi abbiamo la signora Nicoletta Canova, responsabile di Pellizzari, Emanuela Titta, titolare di Intimissimi. E poi alle nostre spalle qui c'è Aurora, una bellissima gioielleria dove potrete trovare all'interno di questa gioielleria i gioielli Miluna. Sapete che Miluna è partner storico di Miss Italia e per questo vorrei ringraziare la signora Elena Zanardi, che rappresenta il gruppo di Aurora e che tra l'altro a noi fa sempre piacere quando ci sono gli amici di Miluna che ci vengono a trovare, ma il piacere ancora più grande è da parte delle ragazze, perché quando arriva Miluna, in questo caso Aurora, c'è un bellissimo gioiello per la prima classificata, quindi doppio piacere, quindi grazie davvero. Miluna, sapete che oltre a gioielli ovviamente offre quella bellissima corona che noi abbiamo potuto toccare con mano oggi e vedere direttamente sul volto e sulla testa di Alice Lacheverland, che poi è questa, però vista sul volto della Miss Italia in carica è sempre un'altra cosa. Oltre a Miluna però vorrei ringraziare gli amici di Rocchetta, l'Acqua della Bellezza, insieme a Equilibra, e altra azienda partner quest'anno è Loves Nature, quindi grazie davvero ai nostri amici che seguono con tanta attenzione e tanto affetto Miss Italia. Miss Italia è davvero una grande famiglia, non solo tra le ragazze, tra gli organizzatori, ma anche proprio con i partner e con gli sponsor. Questo è sicuramente uno dei punti vincenti di Miss Italia, anzi, è proprio per questo, come dice il claim di quest'anno, Miss Italia fa la differenza, perché è proprio così, e questa mi sembra una bella frase che ci porteremo dietro per tutta la stagione. Detto questo, abbiamo conosciuto le ragazze e visto con l'abito proprio, perché nella prima uscita ogni ragazza porta il suo abito con il quale può sfilare come meglio si trova, insomma, ecco, devo dargli questa possibilità. Adesso invece le vediamo con il voto. Questo è un momento importantissimo perché sarà il momento in cui la giuria va ad assegnare il voto definitivo. Vi anticipo subito che al termine di questa uscita rincontreremo nuovamente Miss Italia 2017 sul palco, faremo con lei una chiacchierata e ci rivedremo dopo un quarto d'ora per le premiazioni. Ma andiamo intanto a vedere le nostre concorrenti sfilare col voto. Io come al solito mi metto qui nell'angolino, togliamo il filo perché vorrei mai che creasse motivo di inciampo per le ragazze e iniziamo sempre dalla concorrente numero 1, lei è Marianna. Marianna, concorrente numero 1.
Italia si avvicina agli 80 anni, quest'anno è la 79esima edizione di questo concorso, il primo concorso nella storia dei concorsi, nacque come 5.000 lire per un sorriso e poi diventò Miss Italia per la grandissima intuizione del nostro patrono storico che è Enzo Merivelli. Intanto continuiamo a vedere Nicole, concorrente numero 5. Nella volta di Federica, numero 6. Ed è pronta Giada, prende numero 8. Concorrente numero 8, lei è Giada. Molto bene, Giada numero 8 e conosciamo la concorrente numero 9, lei è Valentina. Nella volta di Giulia Radrilla, concorrente numero 10. E la concorrente numero 11 è lei.
concorrente numero 11 lei Michela. E andiamo con Laura, concorrente numero 12. Laura. Grazie alla concorrente numero 12, lei è Laura, e lascia spazio alla concorrente numero 13, è Silvia. Silvia, concorrente numero 13. Francesca, numero 14. E dopo Francesca, al numero 14, arriva Cristina e concorre con il numero 15. Cristina, numero 15. Concorrente numero 15, Cristina. Molto bene, grazie a Cristina. Numero 15 andiamo con Anna, concorrente numero 16. Dopo Serena, concorrente numero 17. Grazie Serena, un bel applauso per tutte, lo facciamo. Lo so che non si devono sentire gli applausi, però insomma, è bello che queste ragazze abbiano una gratificazione dell'applauso che da sempre
il regalo più bello che si fa alle persone che stanno sul palcoscenico. Vedo i giurati che stanno giustamente raccogliendo le schede di giuria, siamo già d'accordo con il presidente e il segretario che poi dovranno portare lì, perché adesso il direttore del centro fra qualche istante lo chiameremo sul palco. Ma io prima vorrei approfittare ancora della nostra bellissima Alice Rachele per invitarla sul palcoscenico. Alice Rachele, se ci raggiunge in Miss Italia, addirittura aprono i tavoli della giuria per Alice Rachele Arranca. Vieni Alice, grazie. Raggiunge di nuovo al centro del palco l'avventura che stanno vivendo queste ragazze. Qual è stato il tuo punto di forza secondo te? Secondo me il mio punto di forza è stato mostrarmi sempre per quello che sono, quindi con pregi e anche molti difetti. Quindi secondo me poi la genuinità, la semplicità e l'originalità, perché alla fine di questo si parla, è la carta vincente di un concorso come quello di Miss Italia. Fra qualche mese dovrai cedere la tua corona, anche se noi lo diciamo, è una domanda che si fa diritto, ma una Miss Italia resta per sempre. Lo dimostra il fatto che in 79 anni tutti quanti ci ricordiamo quanti volti hanno fatto compagnia Miss Italia, quindi si cede la corona, che è un atto formale, ma dentro e pubblicamente tu sarai sempre Miss Italia. Quindi hai avuto davanti una carrellata di esperienze di fronte a te, dall'esperienza come attrice, comunque a esperienze dove sei stata protagonista di tante interviste, hai risposto alle domande, però al tempo stesso uno si pone anche nei panni dell'intervistatore quando uno riceve delle domande. E se tu dovessi scegliere un percorso, quindi da ottobre, quando hai ceduto il titolo, si pongono davanti delle possibilità, cosa sceglieresti? Allora, rimanendo nell'ambito del mondo dello spettacolo, sceglierei la conduzione, quindi se la prossima volta vuoi che ti faccia compagnia sul palco a presentare le ragazze, volentieri, basta chiedere, io mi metto al tuo fianco molto volentieri, così potrai anche imparare, insomma, da un grande presentatore. Grazie, non serve. Adesso che lo so, siccome dovremmo rivederci prossimamente, guarda che io farò tesoro di questo e la prossima settimana, la prossima occasione ci rivediamo al palco. Lo faccio volentieri. Walter Parisotta, prendi noto Parisotta, ci sono anche delle riprese, quindi questa cosa la segniamo e la faremo. E quindi la conduttrice. Sì, esatto, mi piacerebbe fare la conduttrice. Nel frattempo però sto anche studiando, dovrei terminare il mio percorso di studi tra almeno 3 anni, quindi quello di sicuro rimane un punto fermo che porterò a termine, insomma, non appena appunto riuscirò a mettermi a farmi le idee chiare. Poi comunque se non dovessi diventare avvocato in futuro, comunque avrei sempre la laurea che mi sono guadagnata, quindi avrei solo che guadagnato da questa esperienza e dal mio percorso universitario. Grazie anche a tutti voi e adesso vado a punteggiare i voti per vedere chi ha vinto. La ringrazio tantissimo per i fiori, per avermi ospitata oggi qua in questo centro commerciale, che era il centro commerciale dove venivo sempre a fare shopping, quindi è stato piacevole venire poi in un'altra veste. Un bel ritorno per Alice Rachele Arranca. Guarda, ti chiedo solo una passerella fino alla scala, non oltre, però il pubblico ti saluta con un applauso e grazie davvero. Ripeto, non è una piaggeria, però lei è veramente riuscita a ritagliarsi questo spazio oggi per arrivare qui. Adesso faremo la foto di gruppo delle ragazze con il body, intanto che la giuria si unisce con i conteggi, quindi chiediamo a Alice se può fermarsi per la foto di gruppo, poi noi intanto ti salutiamo. Non si può fermare le premiazioni, ma ti ringraziamo comunque, sappiamo che hai questo impegno, quindi se qualcuno nei prossimi giorni vedrà Alice a Desenzano su qualche canale Rai o Sky, sappia che l'avete vista qui e fra un paio d'ore lei sarà lì, quindi davvero vi ringraziamo per questo. Grazie Alice Rachele Arranca, Miss Italia 2017 con noi qui oggi alle Fortunate, e speriamo che tu questa corona la ceda magari una ragazza di quelle che sono presenti oggi. Grazie intanto e davvero, grazie Alice. Lo voglio dire a voi che siete qui, a voi che magari ci state seguendo da casa, vedo Mario che ci sta riprendendo, poi fra un po' saremo anche in diretta su Facebook. Se volete iscrivervi a Miss Italia dovete avere tra i 18 e i 30 anni e andare sul sito missitalia.it e iscrivervi, ovviamente l'iscrizione è totalmente gratuita. Vorrei anche poi ringraziare due amici, Walter Parisotto, il nostro fotografo che ci segue costantemente, poi insieme a lui riconosco oggi Tino Giuliani che ci ha voluto provare, quindi anche davvero grazie anche a voi, perché per noi operatori, televisioni, giornalisti sono da sempre il pane quotidiano di Miss Italia. Bene,
Allora, tutto questo per riunire un po' di pubblico, mentre queste ragazze lo so che stanno soffrendo tantissimo, però questi sono i tempi dello spettacolo, ragazzi, bisogna avere un po' di pazienza. Bene, siamo pronti per accoglierle tutte insieme? Ma certo che siamo pronti, un applauso per loro. Eccole qui, le candidate al titolo di Miss Le Corti Venete. Questa volta, quindi ringraziamo gli amici che ci stanno seguendo attraverso telefonini, smartphone. Buonasera Emanuela, allora io mi faccio da parte, mi metterei qui, lei resti pure qua, mi sposto io, perché la ragazza che andremo a citare si avvicina a lei. Quinta classificata è la concorrente numero 9, Valentina Tognizioli di San Giovanni Lucatotto. Quinta classificata che si aggiudica il titolo di Miss Interflora, qui al centro Le Corti Venete. Valentina Tognizioli. Grazie. Andiamo a chiamare a questo punto per premiare Nicoletta Canova, che premierà la quarta classificata. Concorrente numero 3, quarta classificata. Assegniamo il titolo di Miss Loves Nature. Verrà a premiare Gianni Sperotto. Terza classificata Miss Loves Nature è la concorrente numero 12, Laura Ronca. La provincia di Verona. Anzi, davvero. Miss Loves Nature, terza classificata. E andiamo con Claudio Brando, che andrà a premiare la seconda classificata, storica fascia di Miss Rocchetta Bellezza, che va alla seconda classificata. Corrente numero, attenzione, 7, Stefania Colombo. Tedesca magari lasciare il varco. Simone Risi, direttore del Centro del Corti Venete, direttore, grazie ancora per averci dato questa bella opportunità e bello anche pubblicitario. Questo mi sembra bella questa manifestazione, guarda tutte avranno sicuramente altre occasioni. Diciamo sempre Miss Italia non finisce assolutamente qui. Vince il titolo di Miss Le Corti Venete la concorrente numero 16, Anna Martini. Mi sembra di capire da questo applauso che anche il pubblico è d'accordo, ma non solo, perché mentre Anna viene premiata con la fascia che viene assegnata alle Corti Venete e a questo punto verrà posizionata anche la corona, io devo dire una cosa molto importante, perché Anna Fredo Martini, come sanno le ragazze, è una ragazza che era già messa alle finali regionali, in quanto si era classificata, aveva ottenuto un podio nelle selezioni precedenti. Poteva, come da regolamento, partecipare a una selezione per potersi candidare e arrivare prima. Lei oggi l'ha fatto e quindi significa che c'è una bella notizia per loro, perché a questo punto su 5 ragazze non saranno le prime 3 a passare alle regionali, ma saranno le prime 4, proprio perché lei è già finalista regionale e non ci sembrava giusto portar via un posto a una di loro. Quindi significa che qui dalle Corti Venete le concorrenti ammesse alle finali regionali sono Anna Fredo Martini, Stefania Bonomo la seconda, Laura Ronca la terza e anche Samantha Patetto la quarta. E quindi un in bocca al lupo a loro. Adesso arriva tutto e quindi andiamo anche con la signora Elena Nicolora a consegnare il premio. Bimuna per voi, quindi Elena Zanardi con noi per onore, guardate tutti i fotografi, voi che poi eccoci qua, grazie anche loro,
grazie a Miu. Bene, a questo punto ringraziamo con un applauso per le nostre ragazze, per loro soprattutto, perché anche oggi hanno deciso di mettersi in gioco. Io non posso farlo per ringraziare voi che siete qui insieme a noi, i giornalisti tutti presenti, ma soprattutto grazie, vai al centro. Grazie a queste bellissime ragazze, perché quello che accade da 79 anni, Miss Italia è questo. Sono tante belle ragazze che vogliono trascorrere una giornata, un pomeriggio, una serata in maniera diversa, mettersi in gioco e in fondo divertirsi, perché questa è Miss Italia ed è per questo che Miss Italia fa la differenza. Ciao a tutti, grazie, arrivederci alla prossima, seguiteci su Instagram, su Facebook, sulla pagina Instagram, ovviamente siamo